Impegniamoci a combattere il silenzio per combattere la mafia. Ricordiamo Cristina, la quale ha pagato con la vita per l'avidità della mafia. La verità non è solo violata dalle falsità, può essere ugualmente oltraggiata dal silenzio. La data del 13 dicembre 1990 ricorda l'attentato terroristico a bordo del treno Bologna-Venezia, che portò alla perdita della giovane Cristina Pavesi. Non possiamo e non dobbiamo dimenticare questo tragico evento. Ogni giorno dobbiamo essere uniti nella lotta contro la violenza e l'intolleranza, impegnandoci per un mondo migliore. La memoria di Cristina ci spinge a continuare a perseguire questi ideali per un futuro più giusto e pacifico per tutti. Mia nipote Cristina, vittima senza giustizia della mafia di Felice Maniero. La mafia vive nel silenzio e uccide con la violenza. La nostra arma è la parola. La nostra forza è l'unità nella lotta. Non c'è pace per la libertà dove la mafia ha il controllo. La prima mafia si annida nell'indifferenza, nella superficialità, nel quieto vivere, nel puntare il dito senza far nulla e girarsi dall'altra parte. L'omertà uccide, la verità e la speranza. Cristina Pavesi era una giovane donna, vivace e ambiziosa, appassionata di teatro e con il sogno di trasferirsi a Bologna. Cristina era conosciuta per la sua gentilezza, bellezza e dedizione alle sue numerose passioni ed era profondamente amata dalla sua famiglia e dai suoi amici. È uno scandalo che nessuno di noi sia stato imputato per l'assassinio di Cristina Pavesi. Ci hanno contestato la rapina e io non sono mai stato condannato per quell'assassinio. Uniti contro la mafia, per una società migliore sotto il cielo di questa terra. Giovane donna, vivace e ambiziosa, appassionata di teatro e con il sogno di trasferirsi a Bologna.